se vuoi dopo bere. Bene, buon pomeriggio, cominciamo, sì forse, no va bene, cominciamo, ci servono ancora 2 o 3 minuti ma cominciamo. Oggi è qui con noi Giovanni Florio, ha attualmente un assegno all'Università di Padova in un progetto europeo e oggi ci parlerà dei sudditi al palazzo. Nella prima lezione un po' introduttiva vi dicevo del palazzo che assume così allo sguardo di noi veneziani molti significati eccetera eccetera, ma uno dei motivi più interessanti della costruzione di quel luogo sta nel fatto che così esibito, no? Così clamorosamente affascinante al centro della città, è il luogo anche del segreto, del momento in cui il potere filtra i suoi rapporti, diciamo così, con la società, con i sudditi. Le porte del palazzo, come abbiamo capito anche nell'ultima lezione, a proposito degli ambasciatori, si aprono e si chiudono secondo dei ritmi e, come dire, delle intenzioni ben determinate, ben precise. Non si entra come in un'osteria, no? Del 600. Ci sono dei rituali formalizzati in alcuni casi, informali in altri, e informali vuol dire, gli storici usano questi termini apparentemente un po' così, no? Raffinati, non lo so, forse oscuri, vuol dire che per entrare in quel palazzo bisogna godere di amicizie, di protezioni, di conoscenze, e cioè di mediatori, di intermediatori che consentono ai soggetti che vogliono entrare nel palazzo per esprimere un parere, una querela, una denuncia, talvolta anche per, anche qui con molti filtri, con molte attenzioni, il collo della bottiglia è molto stretto, anche per, sempre prima lezione, per vedere qualcosa che sta dentro il palazzo, le mappe, l'esibizione di un'autorità, eccetera, eccetera. Oggi ci troviamo di fronte, nella relazione di oggi, a una situazione, per così dire, intermedia rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Gli ambasciatori sono gli ambasciatori, per così dire, no? Cioè siamo a livello della diplomazia più importante, però abbiamo anche visto, ne abbiamo già accennato l'altra volta, che gli ambasciatori potevano chiedere un po' di tutto quando interloquivano con il collegio, la Serenissima Signoria, ad esempio. Tornerà forse anche oggi questo nome, sia io che il professor Infelice parlavamo di questo inglese Henry Wotton, Infelice in un modo, cioè il problema dei libri proibiti, dei libri censurati. Io, Giovanni, dicevo di Wotton quando porta anche le voci per liberare Bandito, insomma, no? Cioè delle cose che non ci aspetteremmo da un ambasciatore che contratta, cioè con il potere, queste cose apparentemente secondarie o forse anche molto dubbie, ecco, insomma, liberiamo un bandito dalla sua pena perché è mio amico, l'ambasciatore inglese. Vabbè. Detto questo, qui siamo però a un livello, come dire, a un circolo molto esclusivo, no? Di autorità, di potere, di dialogo, sono i rappresentanti dei grandi stati europei, però non dobbiamo dimenticare una cosa, e qui mi rilaccerei ai corsi degli anni passati, che Venezia è, come dire, anche non soltanto un centro mercantile, non soltanto un luogo dove si fa, almeno fino alla metà del 600, la politica europea che conta, però è anche la capitale di, come dicevano loro, di un dominium, no? Di un dominium molto composito, di cui oggi sentiremo. Cioè Venezia aveva un appendice di terraferma che arrivava fino a Bergamo, a Brescia, all'Adda, e sotto fino a Rovigo, a un certo punto anche Ferrara, ai confini orientali il Friuli e quindi le terre imperiali, oltre Udine, Cividale, il Canale del Ferro, e poi aveva tutta questa appendice marittima conquistata fin dal Medioevo, fin dalla Quarta Crociata, di cui ci dirà, credo, anche Giorgio Tagliaferro, parlando del Palazzo Ducale,
che comprendeva un'altra area che andava dall'Istria, inizialmente solo proprio le coste della Dalmazia, cioè dove i mercanti arrivavano, quindi era un rapporto un po' diverso da quello con la terraferma, dove si conquistava tutto un territorio, e poi giù le isole Ionie, e poi fino a un certo punto quello che veniva chiamata la Morea, e cioè l'attuale Peloponneso, e poi Cipro e Candia, fin quando non arrivano i turchi nel 1571 e nel 1665, insomma, come si dice con un altro termine, così un po' di gergo, di scuola, un dominio composito, nel senso che è composto di tante figure, di territori ma anche figure sociali, perché ci sono i nobili feudatari, e ci sono i mercanti della Dalmazia, e ci sono i patrizi di grandi città come Verona e Brescia, e ci sono le comunità contadine, e potremmo aggiungerne tante altre. Allora, tutti questi soggetti, e qui è la fine dell'introduzione di oggi, portano anche loro, vogliono interloquire col palazzo. Come lo fanno? Lo fanno a distanza, scrivendo delle lettere, delle missive, cosa che si poteva fare, oppure presentandosi direttamente, oggi vediamo come, portando le loro quelere, le loro istanze, con le loro istituzioni particolari, dentro il palazzo. Allora, per rispondere a questo interrogativo, come rimanevano fuori o mettevano un piede dentro? E se mettevano un piede dentro, cosa facevano? E se mettevano un piede dentro, dove andavano? Con chi interloquivano? Bene, a questo quesito prova a rispondere Giovanni Florio, lo ascoltiamo volentieri e poi poniamo eventualmente le domande, spero numerose. Grazie. Grazie Alfredo e grazie all'Ateneo Veneto per questo invito. Per me è un piacevole ritorno ed è sempre un piacere essere qui, soprattutto per questa possibilità di parlare a questa bella sala gremita e pronta ad ascoltare di cose veneziane. E sono molto felice anche di poter tenere questa mia relazione dopo la relazione di Mario Infelice e prima di quella di Giorgio Tagliaferro, perché involontariamente si pone proprio a cavallo tra le due. Ritroverete dei temi già introdotti da Mario Infelice nella precedente lezione e ne sentirete qualcuno anticipato rispetto a quello che presumo vi racconterà Giorgio Tagliaferro. Beh, di questa sala con Mario Infelice avrete parlato copiosamente, immagino, dato che questa è per l'appunto la sala del collegio, il luogo della diplomazia, il luogo deputato per l'appunto alla ricezione degli ambasciatori stranieri. Se noi accedessimo a Palazzo Ducale dalla Porta della Carta, Scala dei Giganti, Atrio Quadrato, Sala delle Quattro Porte, beh, tutto da un punto di vista iconografico anche ci anticiperebbe questo. Sala delle Quattro Porte, lato lungo, una serie di tele che richiamano a queste funzioni del PN Collegio. Il PN Collegio nell'atto di ricevere ambasciatori. Non solo, ad un certo punto, fra 5 e 600, Venezia si impegna anche a proiettare questa immagine del PN Collegio al di fuori del palazzo e al di fuori dei suoi stessi confini territoriali. Un esempio illustre perché archetipico, Giacomo Franco. Serie di stampe celeberrime dedicate agli abiti di uomini e donne di Venezia, ma in realtà c'è di tutto in questa raccolta, no? È molto focalizzata ad esempio su quello che è il rituale civico veneziano e soprattutto sulla rappresentazione delle magistrature nel loro agire all'interno delle sale di Palazzo Ducale. E nel momento in cui Giacomo Franco ci viene a presentare il PN Collegio, la didascalia è piuttosto eloquente. Questa è la Real Sala del Collegio, dove ogni giorno si riduce la mattina il Serenissimo Principe con la signoria per dare udienza ai legati del pontefice e agli ambasciatori dei re e degli altri principi grandi. E si trattano molte cose importanti intorno al governo dello Stato Serenissimo. Tutto, da un punto di vista iconografico, ci racconta, crea una narrazione coerente che vuole
il Pien Collegio come locus della diplomazia veneziana. Però, chiaramente, poi ad inizio Seicento abbiamo anche questo fenomeno di produzione di quasi degli instant portrait, no? delle cartoline quasi, no? Un tentativo di memorializzare specifiche ambasciate, specifiche udienze concesse a specifici ambasciatori. Tradizione, secondo me, Giorgio mi correggerai se sbaglio, ancora tutta quanta da indagare e che meriterebbe forse una maggiore attenzione perché è un fenomeno davvero peculiare. Vi dico solo questa, mia moglie è appassionatissima di rugby, siamo andati a Rovigo a vedere la mostra, mi dice per una volta non portarmi a vedere cose veneziane, andiamo a vedere qualcosa che interessi a me, siamo andati a vedere questa bella mostra a Palazzo Roverella dedicata al rugby a Rovigo. Entro a Palazzo Roverella, mi trovo uno di questi dipinti e io sono rimasto lì per tutto il tempo della visita. Ecco. Questo per dirvi anche l'incidenza di queste fonti iconografiche che sono veramente molto diffuse e che meriterebbero per l'appunto uno studio in più. Ecco, come vi dicevo, c'è una forte narrazione per immagini che ci racconta il Pien Collegio come locus della diplomazia interna a Palazzo Ducale, la diplomazia della Repubblica di Venezia. Però, vi dicevo, che cosa ci raccontano gli ambasciatori? Che cosa ci raccontano quelle figure che sono chiamate a fruire, a frequentare, come ci ricordava Giacomo Franco, quotidianamente la sala del collegio? Beh, qui mi muovo in maniera involontaria, ma in continuità con quanto introdotto da Mario Infelice, che vedo qui presente tra l'altro, e approfitto di questo momento anche per rivolgere un saluto. Ecco, riprendiamo Henry Wotton. Nel momento, lui è il primo ambasciatore riaccreditato a Venezia dopo lo scisma anglicano, lui deve chiaramente ricostruire i rapporti fra l'Inghilterra e Venezia, ma deve anche in qualche modo spiegare al suo re che cos'è questa realtà, che cos'è Venezia, come funziona questa repubblica che tutto sommato rappresenta un'anomalia in questa Europa monarchica. E Henry Wotton a un certo punto deve spiegare che cos'è il Pien Collegio. Allora lui adotta una metafora organicistica, un po' come ha fatto Alfredo Viggiano con il titolo della sua prossima relazione, nella quale la vogaria, se non sbaglio Alfredo, sono gli occhi della giustizia, giusto? Ecco. Allora anche Henry Wotton adotta una metafora organicistica, paragona la sala del Pien Collegio a un organo umano. Noi ci aspetteremo di sentire, che ne so, le orecchie della Repubblica, dato che in quella sala la Repubblica ascolta quanto viene riferito dagli ambasciatori stranieri, forse la bocca. In realtà Henry Wotton descrive il Pien Collegio come lo stomaco non della Repubblica ma del Senato. Perché Henry Wotton capisce una cosa, capisce che il Pien Collegio è il motore immobile del sistema veneziano, è un organo, appunto uno stomaco, un organo vorace che elabora, divora, ingloba, metabolizza dati, informazioni. Per fare che cosa? Per fornire del materiale fruibile al Senato per dar corso all'attività deliberativa e legislativa, l'attività di governo. Ecco quindi come già si complica questa immagine della sala del collegio, no? Da luogo della diplomazia a motore immobile del sistema deliberativo veneziano. Beh, insomma, credo abbiate già avuto modo di trattare la composizione di questa magistratura del Pien Collegio. Mi permetto di riassumerla per sommi capi. È una magistratura di enorme importanza. È presieduta, come tutte le grandi magistrature veneziane, è presieduta dalla Serenissima Signoria, quindi dal Doge, dai 6 consiglieri ducali, dai 3 capi di quarantia. Serenissima Signoria che interviene in Pien Collegio, interviene con una funzione di presidenza, ma poi
cercheremo di spiegare meglio in cosa consiste il suo intervento, e si installa nel Pien Collegio sulla consulta dei savi eletti dal Senato. Ebbene, la riunione della Signoria, che è emanazione diretta o indiretta del Maggior Consiglio, con i savi che sono emanazione del Senato, determina il Pien Collegio, che è questo organo che, come vi dicevo, ha questo compito di raccogliere dati, gestire la comunicazione interna anche tra le varie magistrature di Palazzo Ducale, elaborare quelli che oggi mi permetto di semplificare il concetto e usare anche un termine anacronistico, di preparare quelli che sono i disegni di legge sui quali poi il Senato dovrà esprimersi. Quindi vi dicevo, abbiamo già questa immagine del Pien Collegio si sta complicando. Siamo partiti dal Pien Collegio come luogo della diplomazia, stiamo introducendo un'altra immagine, quella del Pien Collegio come luogo, appunto come motore immobile del processo deliberativo. Ebbene, capiamo come questa magistratura, la percezione di questa magistratura cambi a seconda dell'occhio che la guarda. E allora proviamo a introdurre un'ulteriore prospettiva. E introduciamo la prospettiva di chi frequenta la sala del collegio in quanto tribunale. Perché come tutte le grandi magistrature veneziane, il Pien Collegio e le sue articolazioni interne hanno anche un compito di amministrazione della giustizia. E proviamo ad assumere lo sguardo del giurista, dell'avvocato, del tecnico del diritto che deve approcciarsi a questa magistratura per sostenere le ragioni di una parte in causa, ad esempio. Fra 6 e 700 c'è tutto un fiorire di testi di questo tipo, di pratiche del Foro Veneto, di manuali, di mappe, uso questo termine improprio ma a mio avviso calzante, del labirinto delle istituzioni veneziane. Ad un certo punto si sente questa necessità di dare una razionalità a questo sistema estremamente articolato, no? Di capire che cosa succede all'interno di queste dedaliche stanze di Palazzo Ducale che tutto sommato riflettono anche la struttura dedalica del sistema di giustizia veneziano. Ebbene, qui ho preso questa pratica del Foro Veneto, a me molto cara perché la trovo molto utile, di Francesco Argelati. Francesco Argelati, ad esempio, guarda la Serenissima Signoria da un'angolatura particolarissima. Allora non ci racconta come la Serenissima Signoria, quindi quest'organo presieduto dal Doge e i 6 consiglieri ducali, non ci racconta le sue funzioni diplomatiche, non ci racconta il suo essere la rappresentazione, la persona dello Stato, per usare un'espressione da Donato Giannotti, ma ci dice come la Serenissima Signoria, letta con gli occhi dell'avvocato che deve accompagnare il suo cliente di fronte a questa magistratura, ebbene, sia la magistratura demandata a accogliere le suppliche che arrivano dai sudditi di Venezia, della città di Venezia, ma anche dei suoi territori sudditi, da terra e da mare. C'è un flusso di informazioni che poi potrà anche confluire al Senato, che arriva attraverso quest'altra linea informativa, parallela a quella della diplomazia, parallela a tutto quello che abbiamo detto in precedenza. C'è una linea di informazioni, di richieste, di istanze che viene prodotta e presentata nella sala del collegio, nella fattispecie alla sua articolazione che è data dalla Serenissima Signoria, attraverso suppliche, istanze, richieste, denunce, lamentele. La Serenissima Signoria tecnicamente non giudica queste suppliche, ma ha un compito particolare, ossia quello di indicare
quale tra le diverse magistrature veneziane sia la magistratura deputata a risolvere lo specifico caso presentato tramite la supplica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una supplica presentata alla Serenissima Signoria può ingaggiare dei percorsi che sono i più disparati. Quest'oggi ne considereremo solo uno, piuttosto battuto a dire il vero, che è quello che tende a mantenere il giudizio della supplica all'interno della sala che stiamo considerando, la sala del Pien Collegio. La Serenissima Signoria infatti può demandare la soluzione del caso presentato attraverso una supplica ai savi del collegio. E anche questo Francesco Argelati ci spiega nella sua pratica. Ci spiega come il Pien Collegio, quella magistratura che abbiamo visto, deputata alla gestione della diplomazia, deputata a preparare i disegni di legge, passatemi il termine, del Senato, ebbene abbia anche una funzione giudiziaria spiccata, spiccatissima oserei dire, perché in via giudiziaria si decidono le differenze, le contese che vertono tra chi? Tra città e città, o tra città e comunità, tra vescovi e capitoli, e così via. Il Pien Collegio giudica quelle cause che vedono in maniera specifica, giudica quelle cause che vedono coinvolti non dei soggetti individuali, ma dei soggetti collettivi, delle comunità suddite, delle città suddite. È il luogo dove le grandi città di terraferma, ma anche le comunità rurali, le città dello Stato d'Amar, si presentano per presentare le proprie istanze, per presentare le proprie querele, per discutere i casi che le vedono opporsi ad altre comunità, ad altre città, o ai loro vescovi, come vedete. Argelati coglie anche questo dettaglio non irrilevante. Altra pratica del Foro Veneto, questa volta in forma di dizionario. Marco Ferro, altro testo frequentatissimo da chi si occupa di storia veneziana e di storia del diritto e di storia delle istituzioni veneziane. Marco Ferro dice più o meno quello che abbiamo visto dire da Francesco Argelati, ma aggiunge un dettaglio. Risponde alla domanda introdotta da Alfredo Viggiano con le sue parole introduttive. Queste suppliche come arrivano al Pien Collegio? Come arrivano alla Signoria e come arrivano al Pien Collegio? C'è una comunicazione epistolare? Sì, c'è anche questo. Ma si risolve tutto con una comunicazione a distanza, per usare il termine proposto da Alfredo Viggiano? Ebbene, Marco Ferro è molto preciso in questo e ci dice come no. No, c'è qualcuno incaricato di presentare le suppliche di queste comunità suddite alla Serenissima Signoria e quindi al Pien Collegio e gestirne la discussione. E sono questi nunzi, ma io aggiungo anche il termine ambasciatori, perché è un termine che ricorre nelle fonti dell'epoca, nunzi e ambasciatori non di entità straniere, ma delle città e dei luoghi sudditi dello Stato. Capite come nella sala del Pien Collegio arrivino degli ambasciatori veri e propri di potenze straniere, ma arrivi anche tutta una diplomazia interna allo Stato Veneto. Per capire questo bisogna capire che cosa intendiamo per Stato Veneto. E qui mi rendo conto di aver messo le mani in un ginepraio, forse è un tema questo che meriterebbe un intero corso di storia veneta per capire che cos'è lo Stato Veneto. Io provo a spiegarvelo per sommi capi e concedendomi anche qualche semplificazione. Un dato da tenere in mente è questo, che quando parliamo di Repubblica di Venezia, parliamo di Repubblica di Venezia, Repubblica della città di Venezia.
repubblica aristocratica, retta da un ceto chiuso di patrizi veneziani. Una repubblica città-stato. Ma c'è un problema. Questa repubblica città-stato ad un certo punto si espande, conquista, si proietta la propria sovranità su altri territori. Altri territori che tuttavia non vengono inclusi in quella repubblica aristocratica di cui sopra, ma rimangono delle terre, dei distretti, delle città, delle comunità non partecipi della Repubblica, non inglobate nella Repubblica, ma sottomesse alla Repubblica. Città e luoghi sudditi, per usare il termine che abbiamo trovato in Marco Ferro. Il meccanismo di costruzione di questo Stato è quello delle dedizioni. Anche qui, altro tema che meriterebbe forse un ulteriore corso di storia veneta. Alfredo, se vuoi prendere appunti per le prossime, per le prossime occasioni. Il meccanismo delle dedizioni, anche qui vado a semplificare, un artificio, l'artificio della volontaria sottomissione della comunità suddita a Venezia. In cambio di cosa? In cambio della concessione da parte di Venezia stessa di sfere di autonomia, sfere di immunità, sfere giurisdizionali proprie, privilegi, prerogative riconosciute alle comunità locali. In cambio di cosa? Della non inclusione però. Lo scotto da pagare è questo, la non inclusione di queste realtà all'interno del sistema aristocratico veneziano. Il tema delle dedizioni è talmente centrale, e qui mi permetto un assist a Giorgio Tagliaferro, è talmente centrale da incontrare, da trovare una posizione di rilievo all'interno del ciclo pittorico del Maggior Consiglio. È il tema centrale. Questa tela di Tintoretto occupa il vano centrale del soffitto del Maggior Consiglio. Perché la dedizione è il cardine della costruzione del sistema territoriale veneziano. Perché mi sono permesso di utilizzare questa immagine? Non perché io ne capisca qualcosa. Come vi dicevo, io lancio la palla a Giorgio Tagliaferro e sarà lui poi a sbrigare queste faccende. Ma mi ha colpito molto questa rappresentazione perché cosa vediamo? Vediamo una teoria, una processione di ambasciatori sudditi. Queste sono queste figure che ascendono fino al doge, non assiso ma attorniato dal Pien Collegio. E vediamo questa teoria di ambasciatori che si reca ai piedi del doge portando con sé che cosa? Certo, le immagini della propria sottomissione, le armi della propria città, i gonfaloni delle proprie città, ma anche che cosa? Suppliche, richieste, i propri privilegi, una rivendicazione di quello che è proprio, delle prerogative proprie. È una tela molto interessante, a mio avviso, perché coglie perfettamente questa dialettica fra sottomissione e concessione di prerogative locali. Centrale, vi dicevo, per Venezia, il tema delle dedizioni, ma centrale anche per le realtà di terraferma. Cesare Vecellio, dedizione del Cadore. Siamo a piedi di Cadore, dipinto interessantissimo, un'allegoria della dedizione. È stato restaurato recentemente, e rimostra a Pieve di Cadore, sì. Se qualcuno di voi va in montagna in quelle zone, si vedeva restaurato, è molto interessante. Scusa l'interruzione. No, ci mancherebbe. Allegoria della dedizione che ha degli elementi però estremamente concreti. Il primo è la presenza del documento di dedizione. Il patto di dedizione è un documento, le capitolazioni fra Venezia e gli accordi presi fra Venezia e la comunità suddita sono accordi scritti, esistono dei documenti che li certificano, ma
Altro dettaglio non meno irrilevante, anche qui individuiamo una veduta sulla scala dei giganti e anche qui una teoria di ambasciatori, una processione di ambasciatori sudditi che si recano ad incontrare il doge. Questo è effettivamente il percorso che gli ambasciatori sudditi, questi nunzi ambasciatori sudditi, latori di suppliche, erano chiamati a compiere nel momento in cui dovevano accedere alla sala del Pien Collegio. Per cui questa rappresentazione richiama certo il momento della dedizione, ma anche una certa quotidianità del rapporto fra la magistratura del Pien Collegio e queste figure di emissari, rappresentanti sudditi. Nunzi e ambasciatori sudditi. Di che cosa stiamo parlando? Non lo so nemmeno io, devo dirvi la verità, ma non lo sapevano nemmeno all'epoca. Ho introdotto questa slide all'ultimo secondo, perché secondo me rende attraverso un'immagine la complessità di questo tema che stiamo affrontando. La vicenda è questa. Siamo nel giugno del 1630. È una data topica perché siamo all'indomani della rotta di Valeggio. Sconfitta dell'esercito veneziano, conseguente assedio di Mantova, una rotta ignominiosa. C'è il rischio che lo Stato da terra collassi. Il Pien Collegio percepisce chiaramente questo rischio. Il doge convoca tutti i nunzi e gli ambasciatori di terraferma presenti a Venezia. E questo è un breve accenno tratto da una descrizione che fa il nunzio di Vicenza, quindi il rappresentante della comunità di Vicenza, che descrive ai propri deputati, quindi ai capi della comunità di Vicenza, descrive questa scena che avviene in Pien Collegio. Racconta di come lui si sia prostrato di fronte al doge, di come abbia ascoltato con grande attenzione le parole del doge, che per l'appunto vuole rinsaldare la fedeltà fra Venezia e la terraferma in un momento così critico, però è un altro aspetto quello che stupisce il nostro rappresentante vicentino. Dice: io questa mattina, siccome fu scritto da me a vostre signorie ieri sera, siamo stati in collegio, cioè ci sono andato come il doge ci ha chiesto, e siamo stati con tutti gli nunzi, ma non solo delle città, delle grandi città, Padova, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, ma anche dei territori e dei castelli minori. E lui si stupisce, perché ho veduto emissari che proprio non conoscevo, io neanche mi immaginavo che ci fossero così tanti rappresentanti di terraferma a Venezia. E questo è un nunzio esperto, perché è da 20 anni che è a Venezia, e per la prima volta incontra delle persone di cui lui nemmeno sospettava l'esistenza. È complesso parlare di questa ambasceria, di questa diplomazia interna allo Stato Veneto, diplomazia necessaria, perché se pensate è un sistema come quello che ho cercato di descrivervi prima per sommi capi, per livelli non completamente comunicanti, dove abbiamo una repubblica dominante, una repubblica città-stato dominante che domina su delle particelle territoriali. Ebbene, la comunicazione fra queste particelle e il centro dominante avviene per l'appunto necessariamente con l'invio di ambasciatori, di figure che si incarichino di mediare una comunicazione fra queste realtà altrimenti separate. Non sono le uniche figure che si occupano di fare questo, ma sono delle figure di notevole rilevanza, e sono tantissime, perché ogni comunità, anche la più piccola, come potete intuire da questa immagine, da questa descrizione che ho voluto condividere con voi, tutte le comunità cercano di avere un'interlocuzione diretta e privilegiata con il doge e con il Pien Collegio. Volendo però provare a costruire una tassonomia di queste figure di rappresentanza, potremmo considerare quelle che sono
le strutture di rappresentanza delle grandi città di terraferma. Vi ho portato un esempio fotografico tratto dall'archivio di Stato di Padova, dove abbiamo questo fondo dedicato alle lettere di nunzi e ambasciatori. In realtà ogni città di terraferma e diversi centri minori della terraferma nei loro archivi conservano, vi dirò di più, larga parte dei loro archivi è composta da lettere scritte da nunzi e ambasciatori della comunità insediati a Venezia. Due sono i termini che trovate qui introdotti, nunzi per l'appunto e ambasciatori. L'ambasciatore, anche qui, è una distinzione di facciata, ma prendiamola per buona per il momento. L'ambasciatore teoricamente è una presenza intermittente. Viene inviato ad hoc per discutere determinate questioni, per presentare determinate suppliche, per sbrigare determinate cause di fronte soprattutto al PN Collegio, ma anche ad altre magistrature. L'ambasciatore ha un'autorità negoziale teoricamente più forte rispetto a quella del nunzio, quindi ha un'autonomia nello svolgere la propria mansione più ampia. Il nunzio in realtà teoricamente, lo dice già il termine, dovrebbe essere un mero portavoce, dovrebbe proporsi come voce della comunità, in questo caso Padova, presso il PN Collegio, dovrebbe trasmettere, ecco, limitarsi alla trasmissione di messaggi. In realtà non è così, le due funzioni si accavallano molto spesso. Ma il nunzio ha una particolarità. A differenza dell'ambasciatore, che è, come vi dicevo, una figura intermittente, che va e viene da Padova, in questo caso, a Venezia, il nunzio è residente, ha incarichi triennali, rimane a Venezia per 3 anni e per 3 anni ha questa facoltà di rappresentare la propria comunità a Venezia. Poi, come mi viene da dire, come i nostri ricercatori universitari, dopo 3 anni deve cercarsi un nuovo contratto, deve provare a farsi riassumere dalla propria comunità per poter continuare nel suo incarico. Abbiamo casi di nunzi che restano, di contratto in contratto, restano rappresentanti della loro città vita natural durante. 50 anni di nunziatura, vuol dire che il volto della tale città a Venezia è rappresentato fisicamente dalla tal persona. Non solo, queste presenze incidono in maniera decisiva in alcuni casi sulla toponomastica, sulla costruzione della città di Venezia. Qualche esempio, qualcuno anche non troppo distante da qui. Bene, i toponimi attuali della città di Venezia riportano le tracce della presenza delle case di queste nunziature. Ho individuato qui, ma insomma, venendo qui siamo passati, no? Alla Corte Feltrina, insomma, volendo potevamo divertirci di più, tentare qualche fotografia in più, potevamo, ma insomma, divertitevi voi a passeggiare per Venezia e individuare le presenze di queste nunziature a Venezia. Incidono molto, funzionavano come delle vere e proprie ambasciate, magari meno prestigiose rispetto a quelle delle grandi realtà straniere. Spesso sono contigue, però c'è da dire questo. È interessante questo. Il polo è pur sempre Palazzo Ducale, il polo è pur sempre la sala del PN Collegio, di conseguenza le ambascerie, chiamiamole così, le nunziature delle comunità di terraferma, sono contigue alle ambasciate, alle residenze degli ambasciatori stranieri, perché rispondono alla stessa logica, devono fare lo stesso percorso, si servono molto spesso degli stessi strumenti e degli stessi tecnici per rivolgersi all'autorità sovrana della Repubblica. Scrivono questi nunzi e questi oratori, sono dei grafomani, scrivono tantissimo.
perché è vero che il PN Collegio è un organo vorace di informazioni, ma allo stesso modo lo sono gli equivalenti del PN Collegio nelle città di terraferma, quindi quello che a Padova è il Consiglio dei 16, ad esempio, i deputati ad Utilia di Vicenza, organi che hanno la stessa identica, ovviamente con le debite proporzioni, ma che hanno la medesima funzione all'interno delle realtà municipali, delle realtà locali. Sono gli organi che danno l'input all'attività deliberativa del Consiglio della Comunità. Anche questi organi che si comportano come il PN Collegio sono dei divoratori, voraci di informazioni, vogliono sapere di tutto. Questi nunzi si trovano e questi oratori si trovano a scrivere 4, 5, 6 lettere al giorno. Povero il nunzio di Padova, perché Padova è molto vicina a Venezia, per cui la comunicazione tutto sommato è piuttosto semplice, per cui i deputati ad Utilia di Padova iniziano a pretendere. Ci raccontano di tutto questi epistolari, ci raccontano dell'attività propria di questi nunzi e di questi oratori, delle loro quotidiane interlocuzioni con il PN Collegio e con le altre magistrature di palazzo, ma ci raccontano, ci offrono diversi scorci veneziani non indifferenti, ci raccontano dell'andamento delle elezioni in Maggior Consiglio e in Senato, delle scommesse sulle elezioni del Doge, ci raccontano della vita privata dei patrizi, ci raccontano delle dimore patrizie, dei dipinti presenti all'interno delle dimore patrizie, ad esempio. Sono curiosissimi, forniscono a queste comunità altrimenti separate, altrimenti lontane, forniscono una serie di informazioni altrimenti inaccessibili. Danno conto, vi dicevo, di un'attività ufficiale, l'udienza ufficiale, la presentazione di una supplica, la discussione di un caso, l'interlocuzione con l'avvocato della comunità. Ma ci danno anche conto di tutto quello che sta dietro all'ufficiale. A me non piace questa distinzione fra ufficiale e ufficioso, ma la adopero per convenienza in questo momento. C'è un momento appunto scandito dalle udienze ufficiali del PN Collegio, ma c'è un momento... qualcosa posso dirvi però di queste udienze. C'è una particolarità. Avrete sicuramente parlato delle esposizioni Principi, no? Questa serie documentaria prodotta dalla Cancelleria Ducale, nella quale vengono registrati i contenuti delle udienze del PN Collegio con le ambascerie straniere. A rigor di logica ci aspetteremo una serie analoga, esposizioni terraferma, esposizioni sudditi. Ebbene, questa serie non c'è. Questo è un dato sconcertante, perché avete visto, ho cercato di darvi l'idea della frequenza, della presenza di queste ambascerie suddite a Venezia e nella sala del PN Collegio. Se noi dovessimo restare all'archivio veneziano, l'archivio dei Frari per intenderci, questa presenza, vi assicuro, sarebbe del tutto sottostimata, se non impercettibile a tratti. Incontriamo suppliche presentate dalla comunità di Padova, per esempio, ma nulla sappiamo di chi l'ha presentata, delle parole riferite nel presentarla. Non esiste una registrazione della discussione delle cause. È sconcertante questo. Onestamente non mi sono mai spiegato il perché, non sono mai riuscito a spiegarmi il perché di questa lacuna. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tutta una storia di Palazzo Ducale che è finita in terraferma. Perché al contrario gli archivi di terraferma sono generosissimi di informazioni sull'utilizzo degli spazi di Palazzo Ducale e nella fattispecie sull'utilizzo della sala del collegio. Ci raccontano di come Sir Harry Wotton sia stato costretto ad attendere l'udienza concessagli da Leonardo Donà perché prima dovevano passare gli ambasciatori di Brescia. Ci raccontano questo. Ci raccontano di come, fatto ignominioso, l'ambasciatore 1564,
di come l'ambasciatore di Spagna sia stato costretto ad assistere a un'ignominiosa rissa in pieno collegio fra due nunzi della comunità di Lonigo, nel Vicentino. Questo lo sappiamo perché sui due nunzi è stata emessa una sentenza di bando, visto il fatto abbastanza increscioso. Ci raccontano queste fonti di queste sovrapposizioni. Abbiamo parlato di diverse funzioni del Pien Collegio, ma non sono camere stagne. Sono funzioni che vengono svolte spesso all'unisono, spesso con sovrapposizioni. E ci raccontano questo, per l'appunto. Ci raccontano anche, queste fonti, di tutto quello che sta dietro al momento ufficiale. Perché presentarsi in Pien Collegio o a qualsiasi altra magistratura veneziana, non è sufficiente bussare alla porta del Palazzo Ducale e farsi aprire. Bisogna trovare il modo di sfondare quel diaframma, di sfondare quella porta che separa il suddito dal principe, costruendosi una rete di agganci precedenti che possa sostenere, intanto far aprire la porta del Pien Collegio. Cosa non scontata. E in più è necessario, è prudente presentarsi in Pien Collegio nel momento in cui, presentare un'istanza nel momento in cui si ha, non dico la certezza, ma quasi che questa istanza venga ben accolta dai nostri interlocutori che ci troveremo di fronte. La costruzione di nunziature stabili da parte delle comunità di terraferma assolve anche a questa funzione. C'è bisogno di qualcuno che rappresenti la comunità per un lungo periodo perché possa instaurare dei legami personali con chi il potere lo detiene. E questo in parte confligge con una logica che è quella della Repubblica, che non prevede ancora una riduzione della politica al grado zero. Non è questo il punto. Ma che vorrebbe una certa spersonalizzazione dell'incarico. Gli incarichi di savio del collegio, sono detenuti a rotazione, ci sono dei periodi di contumacia, ci sono tutti dei sistemi che vorrebbero appunto fare in modo che questo potere enorme del Pien Collegio sia sempre comunque esercitato per periodi contingentati e soprattutto in maniera collegiale. Ebbene, la creazione, a fronte di questa instabilità del Pien Collegio che continua a mutare i suoi ruoli, i suoi seggi, le comunità di terraferma rispondono in che modo? Mettendo un punto fisso. Il primo mobile del governo veneziano muta costantemente, sarò stabile io. Mi farò rappresentare da un'unica figura, il nunzio, il mio nunzio, che andrà ad intessere dei rapporti con le varie figure che di volta in volta si vanno a turnare sui ruoli del Pien Collegio. Ci danno molta, questi carteggi ci danno molte informazioni appunto su questo lavorio costante fatto da questi nunzi, da questi ambasciatori, per allargare quanto più possibile e incistare quanto più possibile nel corpo patrizio queste reti di protezione che possano sostenere le istanze della comunità da loro rappresentata. Ma qui in realtà mi sono trovato quasi in imbarazzo nel dover scegliere dei casi da presentarvi, perché qualsiasi epistolario di queste ambascerie, di queste nunziature suddite, dà conto di questo. Le udienze in Pien Collegio ufficiali sono molto più rare rispetto alle udienze concesse nelle anticamere di Palazzo Ducale. Ecco, forse bisognerebbe costruire una storia di Palazzo Ducale attraverso i vani di passaggio, diciamo così. Oppure sono molto di più i dialoghi intrattenuti con i patrizi al Broglio, in Piazza Ducale, in Piazza San Marco, scusate, nelle dimore patrizie. Qui vi ho riportato un dialogo fra Giovanni Cornaro, futuro doge, appena eletto procuratore di San Marco, che ringrazia la città di Padova per gli encomi che
il suo nunzio ha voluto produrre nei confronti appunto di Giovanni Cornaro nell'occasione della sua nomina a procuratore di San Marco. E che cosa fa Giovanni Cornaro, che è savio del collegio? Promette ogni occasione di proteggere e favorire la magnifica città di Padova. C'è uno scambio. Giovanni Cornaro, piccolo dettaglio, era stato rettore della città di Padova. Ebbene, Padova instaurerà un rapporto particolarissimo con Giovanni Cornaro, ma anche con altre figure che poi andremo ad introdurre, ed è un rapporto regolato da un costante scambio, il conferimento di onore nei confronti del patrizio ex rettore, ma ora patrono della città suddita, in cambio di favori politici, di protezione all'interno di quel corpo patrizio dal quale la città di Padova è esclusa. C'è la speranza da parte della città, con queste pratiche encomiastiche nei confronti del rettore, ex rettore, ora patrono, c'è la speranza appunto di incontrare, di creare qualcuno che possa fungere da portavoce delle istanze della comunità all'interno del Senato. È una strategia, questa, individuata dalle comunità suddite, per fare che cosa? Per tentare di rompere quel diaframma che non prevede una partecipazione diretta della comunità suddita all'interno delle sale del Maggior Consiglio e del Senato. Qui un altro esempio, altro futuro doge, Marcantonio Memmo, questa volta è lui stesso a scrivere una sua lettera autografa, nel quale lui certifica di riconoscere l'onore che continua a riferire, continua a conferirgli la città di Padova, della quale è stato rettore, ammette come il suo progredire lungo il cursus honorum repubblicano sia dipeso anche da questa riconoscibilità che gli viene conferita da queste continue testimonianze che le comunità suddite gli offrono, e in cambio promette protezione. È uno dei grandi interlocutori di questi nunzi ambasciatori di Padova che devono prepararsi la strada per accedere al Pien Collegio. Concludo con una suggestione ancora una volta iconografica. Non voglio entrare in questioni di storia dell'arte, so che c'è un grosso dibattito se siano dipinti votivi o meno questi, sono convinto anch'io che non li siano. Mi avete convinto, anzi, che non li siano. Insomma, questi ritratti ducali che sono onnipresenti a Palazzo Ducale, ebbene, i dogi vengono rappresentati con le comunità delle quali sono stati rettori al proprio fianco. E certo, questo richiama, uno, all'importanza della carica rettoriale per il cursus honorum repubblicano. Ad un certo punto, fra 500 e 600, i dogi hanno tutti un passato da rettori nelle grandi città di terraferma. Per cui in primo luogo è quasi una certificazione di un'acquisita importanza di queste cariche, che forse potevano esserlo meno nel 400. In più, certamente questi dipinti, queste immagini, queste narrazioni per immagini, certificano il ruolo del rettore, perché comunque il doge viene colto nel suo essere ex rettore, anche in questa sua dimensione, sono coloro i quali veicolano la fedeltà delle comunità suddite verso Venezia intronizzata, quindi sono il veicolo attraverso il quale si afferma la sovranità di Venezia sulle comunità suddite, sono anche i veicoli di uno scambio. Le comunità si presentano presentando doni e ricevendo buon governo. È vero tutto questo. Certo che la presenza di una processione, di una teoria di comunità suddite nelle quali il doge è stato ex rettore e si dichiara, come abbiamo visto, in via epistolare, ma non solo, pubblicamente si dichiara
loro protettore, ebbene, richiama anche al problema del prolungamento del rapporto fra rettore e comunità suddita, un rapporto che Venezia vorrebbe ben circostanziato. Questi rettori si installano in terraferma per dei periodi ben limitati. Ebbene, a mio avviso, questa iconografia onnipresente a Palazzo Ducale potrebbe essere letta anche in questi termini, perché allude a dinamiche che, lette attraverso fonti come quelle che vi ho presentato, sono chiaramente percepibili da chi vive Venezia e chi vive Palazzo Ducale all'epoca. Soprattutto ho voluto concludere con questa tela di Palma il Giovane, perché c'è qualcosa di inquietante nella presenza di queste comunità suddite, delle quali Memmo è conclamato protettore, soprattutto Padova, che non è la prima comunità in cui è servito come rettore, ma è quella più vicina a lui come protetta, che viene dipinta da Palma il Giovane direttamente al fianco. Ecco, la partecipazione di queste comunità suddite all'incoronazione ducale, quindi al progredire dell'ex rettore fino ai massimi vertici del cursus honorum repubblicano, richiama a quelle dinamiche che abbiamo visto e che sono mediate per l'appunto da figure come quelle che vi ho presentato, quelle dei nunzi e degli ambasciatori. Io concludo qui, i temi sono molti, spero ci siano diverse domande, perché mi rendo conto di aver presentato forse in maniera un po' impressionistica diverse suggestioni, ma sarò lieto di cogliere quelle che vorrete darmi per proporre delle puntualizzazioni più precise. Grazie. Mi alzo perché parlo meglio in piedi, come sapete. Grazie Giovanni. Io ho il compito di, come sempre al termine di queste lezioni, di mettere nero su bianco un paio di spunti di riflessione e di cose che mi sembrano notevoli di discussione tra le diverse messe in evidenza nella lettura di oggi. Allora, prima di tutto direi, è notevole questa documentazione che ci racconta cosa succede nel palazzo, ma che non è depositata negli archivi veneziani. E soprattutto ci raccontano le cose che a noi storici, ad alcuni storici, non voglio mai generalizzare, ad alcuni storici possono interessare di più, e cioè della faccia oscura dell'autorità, del modo in cui si generano le decisioni. Giovanni, non so se sia presente qui, ma alla fine della lezione scorsa ci fu una domanda che me l'ha tolta di bocca, se ricorderete, e cioè cosa succede lì spalla a spalla? Sono spalla a spalla questi nunzi di terraferma e gli ambasciatori veneziani, scusate, gli ambasciatori spagnoli o imperiali? Ci sono dei momenti degli uni e degli altri? No, c'è una mésalliance, e quella mésalliance è anche politica, per così dire, no? Oggi abbiamo sentito qualcosa di più, quindi grazie anche per aver risposto alla domanda dell'altra volta. Abbiamo sentito che vai te a capire per quali giochi, adesso è la seconda parte della mia riflessione, qualche ambasciatore di grandi potenze straniere viene fatto attendere. Non ci aspetteremmo, no? L'idea che abbiamo della gerarchia, dell'autorità delle società di allora, che l'ambasciatore inglese o quello del Papa venga fatto aspettare perché deve parlare prima un bresciano. Invece accade. Quindi questo è già un aspetto molto interessante, e grazie Giovanni, perché questa è una documentazione che era già stata scoperta da alcuni eruditi dell'Ottocento, del primo Novecento, che erano interessati alla storia locale, per così dire, all'identità delle patrie locali. Però era finita lì con una notazione di tipo, come dire, documentaristico, archivistico, una curiosità. E invece solo in anni recenti, visto che c'è un maggior interesse per le forme ufficiali e anche non ufficiali del potere, per così dire, anzi più per quelle non ufficiali,
Scoprire questo tipo di documentazione che ti dice io sono amico di questo, ma quello mi ha fatto entrare, ma bisogna parlare con quell'altro perché altrimenti la supplica non arriva, e mettono nomi e cognomi, beh, questo ci dà un quadro molto più mosso di quello che l'autorità veneziana nella costruzione del suo mito a tavolino ha trasmesso, perché a Venezia viene fuori il collegio ha deciso, il senato ha deciso, non c'è questa trama che c'è in tutti i sistemi del mondo, voglio dire, ma che a Venezia non appare, no? È abilmente censurata, perché bisogna dare l'idea di una repubblica armonica, e la stessa cosa viene con la seconda notazione. E beh, qui se noi leggessimo queste migliaia e migliaia di lettere, ci accorgeremmo che questi qui conoscevano tutti, o conoscevano le persone giuste, non solo dei nobili, ma anche dei cancellieri, dei notai, dei ragionati si chiamavano, che facevano le pratiche. Sapete come quando si dice, quando noi dovevamo fare il militare, ma è meglio conoscere il maresciallo del colonnello, chi ha fatto il militare capisce cosa voglio dire, è meglio conoscere i sottufficiali degli ufficiali. Beh, insomma, permettete così la trasposizione, può funzionare anche qui, è meglio conoscere personaggi non necessariamente di primissimo piano, perché questi conoscono bene il meccanismo. Allora, un'altra cosa del mito che è contrastata, o meglio discussa, articolata, arricchita, decidete quello che preferite, è che Venezia crea con le sue leggi l'idea di un'assoluta separatezza. Pensate che già nel 400, ve ne dico solo due, ma l'elenco potrebbe essere lungo, c'è una legge che dice: c'è stato un caso vicentino che, bene, d'ora in avanti il governatore civile, il rettore, nome romano del governatore della città, no? Il rettore che va a Vicenza non può essere parente, a Vicenza e poi estendono naturalmente a tutto il resto, non può essere parente di chi fa il vescovo, che era ancora forse più importante perché gestiva benefici, rendite, controllava non solo i corpi ma anche le coscienze, no? Ci capiamo. Un'altra, guardate che dobbiamo smetterla con questi cerimoniali con cui voi venite accolti in entrata e festeggiati in uscita. 150 persone aspettavano al di fuori delle mura delle città di terraferma il rettore entrante e gli donavano di tutto. Era chiaro, no? Beh, non occorre che commentiamo. No, soltanto un'ambasciata, dovete dirci i nomi, ristretta, eccetera, eccetera. E in uscita mi raccomando. Poi ne succedono di tutti i colori. C'è un caso bergamasco che un rettore che si era mal comportato gli viene colpito da una sorta di rito inverso, non di festeggiamento ma di derisione, e gli riempiono la carrozza che deve accompagnarlo da Bergamo a fuori Bergamo di cavalarotti, no? È una piega biblica, va bene, ecco. E questo era il segno di come il faraone era stato colpito dall'ira di Dio che gli aveva lanciato le cavallette. Anche noi, popolo di Bergamo, puniamo così il rettore che si vede non era stato troppo condiscendente. Allora, come dire, si apre un... Era accusato, di cosa gli hanno fatto? Gli hanno riempito la carrozza di cavallette. Di cavallette, cavallaroni, cavalarotti dicevano, e quindi era appunto quella cosa lì. E poi nascerà un processo, una questione che non finisce più. Allora, questi legami di amicizia, di separatezza, di contiguità, a mio giudizio, sono veramente uno dei segni più interessanti della storia veneziana. Perché da una parte la Repubblica, il corpo privilegiato della Repubblica, quei 2000 nobili, 1500, 2200, a seconda dei momenti in cui ci poniamo, che siedono in maggior consiglio, che leggono tutte le cariche che sappiamo, da una parte, no, noi non abbiamo nulla a che fare, dei grandi storici veneziani hanno detto la separatezza, ma se poi noi andiamo a vedere concretamente troviamo un insieme di interessi economici, di amicizia, di protezione, mettetene molti altri, che invece legavano questi mondi di terraferma con i mondi veneziani. Quindi grazie Giovanni per questi spunti, per questi documenti originali,
e anche un'idea che viene, perché poi, ecco, questo voglio dire, lo ridirò nelle ultime lezioni, se ancora avrò l'incarico, io naturalmente penso per tempo a cosa fare, e una cosa che mi incuriosisce tra le tante è la figura del Doge. Perché la figura del Doge? Perché molti già nel 5-600, adesso lo semplifico, ma poi io farò la lezione prossima, dirò qualcosa anche lì. Perché la figura del Doge intriga? Perché noi potremmo chiederci una cosa: le repubbliche non hanno mica bisogno del Doge, non hanno mica bisogno di un capo, perché c'è la Repubblica. Se il corpo sovrano è la Repubblica, perché c'è il Doge? Ecco, allora questo è interessante, intrigante, dobbiamo cercare di ragionare come mai ci sia questo elemento quasi regale o principesco, che sia bizantino, che sia europeo, non voglio neanche dire niente, ma però è molto curioso. Cosa fa esattamente questo Doge? Boh, basta. Allora, c'è il microfono e se ci sono curiosità e questioni, Valerio è sempre... Parli al microfono. Prima io vorrei cogliere, se me lo permettete, una suggestione da te lanciata, no? Giustamente tu facevi questo esempio molto colorito, no? È meglio conoscere il maresciallo che non il colonnello. E uno dei lavori che sto cercando di fare è la ricostruzione di una biografia collettiva di questi nunzi di terraferma, e andando a studiare i criteri di selezione, come venivano selezionati dalle varie comunità di terraferma questi nunzi, sulla base di che criteri. Ed un criterio principe è per l'appunto le conoscenze veneziane. Le suppliche per farsi assumere come nunzio sono tutte giocate non sulle proprie competenze giuridiche, ma su chi conosco. Su chi conosco e chi vince. Perché sapete, a questo punto, nel momento in cui bisogna proporre un curriculum, diremmo oggi, in qualche modo anche la produzione di un curriculum è la scrittura di una supplica. Bisogna, insomma, la narrazione di sé va studiata sulla base di quello che vuole sentirsi dire l'interlocutore. E la dinamica è la stessa. Solo che le suppliche sono più belle perché hanno un tono narrativo molto più spiccato. Allora, detto questo, chi vince in questa gara nell'autoritrarsi, nell'atto di conoscere la società veneziana? Beh, c'è chi racconta di come il nonno fosse stato il medico personale del Doge. C'è chi, ad esempio, va a rivangare gli ottimi rapporti con il Doge in carica, ex rettore della nostra città, ci siamo conosciuti durante il rettorato. C'è chi ricorda, beh, io sono stato giudice assessore quando il savio tal dei tali era rettore a Bergamo. C'è chi racconta questo, e poi ci sono quelli furbi, quelli che riescono a vincere, che sono quelli che dicono: io sono il cugino del fante della porta del collegio. Perché se è vero che stringere parentado con il patriziato veneziano è difficile, per le scelte prevalentemente endogamiche del patriziato stesso, beh, però forse con quello che si chiama il personale di basso ministero, viene chiamato così, beh, con quelli forse ci si può sposare, no? Si possono instaurare dei rapporti di parentela. Molto spesso queste figure di nunzi di terraferma in realtà sono più veneziani dei veneziani, se vogliamo, perché sono degli oriundi, chiameremo così, trasferiti a Venezia ormai da generazioni, con doppia cittadinanza, e che si prestano al gioco e scrivono di sé come padovani a Padova e come veneziani a Venezia. Ecco, questo... Beh, qui addirittura dobbiamo correggere neanche scusate sempre il gergo militare, oggi non si sa più, ecco, ma addirittura non i marescialli, qui siamo ai sergenti, se non i caporali maggiori, insomma i furieri, quindi molto ancora più interessante, ancora più vivace, va bene. Pensate che a proposito di questi duplici cose, c'era una legge che proibisce al rettore di farsi ritrarre con i sudditi di terraferma, perché anche questo era una sorta, come dire, di induzione alla collaborazione, abbiamo capito, col confine molto sottile da delle pratiche di amicizia, come scrivevano, in modo barocco, di amore addirittura scrivono,
a delle pratiche corruttive, no? Ecco, il Crinale è veramente di carta velina, per così dire. Eppure, nonostante questa legge ribadita, ci sono centinaia e centinaia di rettori che si fanno riprendere e pitturare, e i quadri sono tutti musei della terraferma o delle case. Vabbè. Ci dica chi era, signora, prego. Buonasera. Buonasera. Allora, ho rilevato il parallelismo con la diplomazia attuale, dove il diplomatico deve rientrare lì, sono 4 anni, deve rientrare in Italia dopo il mandato all'estero, e questo è molto interessante perché il piccolo lasso di tempo impedisce la creazione di alleanze o amicizie che possono influenzare, questo è noto a tutti, però non sapevo che questo avesse delle radici ancora nella Repubblica di Venezia, insomma, e questo è molto interessante. L'altra cosa che mi chiedevo, perché la volta scorsa è stato detto che essere ambasciatore era molto oneroso per l'ambasciatore stesso, quindi questa carica deduco che desse poi dei prestigi su altri livelli o delle possibilità, credo, se ho capito bene, di adire ad altre cariche. Mm-hmm. Questa era la domanda. Sì. Se anche questi qui hanno... Sì, se anche i nunzi, sì. cioè, nunzi, ambasciatori, eccetera. Sì, sì. Beh, una piccola precisazione che forse è il caso di anticipare. Quando parlo di nunziatura di terraferma, niente a che fare con l'analoga figura della diplomazia pontificia, è solo un caso di omonimia. Allora, sistema di finanziamento delle ambascerie e nunziature di terraferma. L'ambasciatore, di solito sono incarichi molto brevi, 3 mesi, il tempo di introdurre un negozio in pien collegio, il tempo di presentare una supplica, di avviare le prime udienze, che sono quelle determinanti, e poi la palla viene passata al nunzio, che tecnicamente dovrebbe essere un mero passacarte, un sollecitatore, dovrebbe proseguire, rotta l'inerzia iniziale da parte dell'ambasciatore, il nunzio dovrebbe subentrare semplicemente conducendo in porto il negozio per come è avviato. L'incarico di oratore in parte viene finanziato dalla comunità suddita, ma nella maggior parte dei casi è sostenuto dall'incaricato, dal soggetto incaricato, cosa che crea enormi problemi, perché chiaramente il finanziamento dato dalla comunità è esiguo, la comunità addirittura offre ospitalità al proprio ambasciatore all'interno di queste nunziature che funzionano anche da locande, destinate semplicemente quella dei padovani solo per i padovani e quant'altro. In realtà gli oratori trovano sempre questa situazione, che il gestore della locanda l'ha affittate a persone di malaffare, le ha subaffittate, e loro non vogliono stare con queste persone, si trovano attorniati da bravi e prostitute, questa è la descrizione che ne danno, per cui preferiscono: pago di tasca mia ma mi scelgo dove dormire. Per cui c'è anche questo problema. Quindi la carica di ambasciatore è solitamente in gran parte sostenuta dal soggetto che viene incaricato. Questo che cosa genera? Genera un problema. Molto spesso l'incarico di ambasciatore di comunità suddita viene rifiutato, per 2 motivi: 1 perché costa, 2 perché sottrae l'incaricato dal baricentro del governo municipale, che è il consiglio della comunità di appartenenza, lo sposta dalla politica locale per proiettarlo verso quella veneziana, e nel frattempo questo spostamento determina un allentamento della presa da parte del soggetto sul consiglio stesso della propria comunità. Questo comporta 2 disfunzioni. La prima è una serie di rifiuti all'incarico, e in più
L'incarico spesso ci si trova ad essere, i consigli delle comunità suddite si trovano costrette a conferire questi incarichi a persone di scarsa rilevanza e di scarsa competenza, perché i più competenti dalla propria città non si vogliono spostare, in molti casi. La creazione di una nunziatura stabile risponde anche a questo. Solitamente ad essere reclutati come nunzi, che figure sono? Sono figure con ottime competenze, giuristi, ex giudici assessori, membri del collegio dei giuristi locale, però di scarsa fortuna politica ed economica, che hanno tutto l'interesse a lasciare la propria comunità per tentare fortuna a Venezia. Per cui la creazione di questo duplice canale risponde a questa esigenza. Il nunzio è uno stipendiato, è previsto uno stipendio annuo, nonché la possibilità di risiedere nella casa padovana, nel caso di Padova, nella casa vicentina e così via, discorrendo. Per cui sì, questo è il duplice canale di finanziamento di queste figure, che determina anche un duplice canale di reclutamento. Nel momento in cui viene creata la figura del nunzio, di conseguenza la figura dell'ambasciatore viene rilanciata e torna ad essere appetibile da parte degli alti papaveri della comunità mandante, e solitamente si crea un fenomeno, anche qui si potrebbe tracciare un parallelismo fra il sistema di reclutamento degli ambasciatori veneziani, per cui abbiamo delle figure di spicco della comunità locale che per ambascerie ad hoc vengono selezionati e mandati a Venezia. Che cosa vuol dire? Bisogna presentare una supplica per farsi esentare dal pagamento onerosissimo dell'arginatura dell'Adige. A determinare la produzione di questa supplica è il Consiglio della Comunità, a proporla è uno dei deputati ad utilia della comunità, è lo stesso deputato a farsi nominare come ambasciatore e a presentare la supplica al Doge e al Pien Collegio, per cui detiene un controllo sul negozio dalla sua origine fino al suo ultimo esito, che si spera sia positivo. Ci sono due mani alzate lì, il primo qua davanti. Grazie, buonasera. Si è parlato molto degli ambasciatori e dei nunzi delle città, diciamo, di terraferma, venete e lombarde. Come funzionava per le città della costa dalmata, istriana e più giù? Questa non è una buona domanda, questa è la domanda. Altre figure evanescenti, impercettibili, sappiamo che ci sono, l'archivio veneziano ce ne parla, non copiosamente, devo dire la verità, perché il fenomeno è analogo a quello delle comunità di terraferma, cioè vediamo la produzione di queste suppliche, sappiamo che qualcuno le ha presentate, però non abbiamo nomi e cognomi, se non in rari casi. Dovessimo rimanere alle lettere di nunzi e ambasciatori di terraferma, lo Stato da Mar non esiste. C'è un'enorme competizione anche cerimoniale fra le nunziature di terraferma, ma queste non parlano mai di analoghe figure mandate dallo Stato da Mare. Questo è un interrogativo che mi sto ponendo. Le fonti non mi soccorrono, o meglio, mi soccorrono solo in parte, ma è un tema tutto quanto da indagare questo. Certamente c'erano delle figure di analoga funzione. Una loro storia è tutta da ricostruire, vero? Aggiungo un piccolo particolare delle conoscenze. Sì. C'è adesso? Sì. Allora, un piccolo particolare di una conoscenza diretta, ma è un frammento, scusate 7-10, però facciamo anche un frammento perché è una domanda molto interessante questa. Perché noi allora come giudichiamo questa Repubblica? C'è Venezia, va bene, abbiamo detto ci sono queste due parti, lo Stato da terra, come dicevano, lo Stato da mar, che integrazione c'è, che rapporto c'è tra questi? I rettori che andavano a Padova andavano anche a Corfù o no? O c'erano quelli che andavano solo a Corfù? Ci sarebbe tutta una storia da raccontare, ma su questo voglio risponderle così, con una piccola annotazione personale. Io ho trovato un caso a Cefalonia, in cui
prendono il rettore di Cefalonia, posto bellissimo come sapete, e viene accusato di corruzione, cioè le corruzioni che facevano questi piccoli rettori, erano tratti dalla nobiltà minore, andavano lì senza un soldo, insomma ci sarebbe da... Allora, c'è una questione in cui questo processo, come spesso accade, apre un vaso di Pandora. Si fa il processo nei confronti del provveditore e ne vengono fuori altri 150. Voi sapete che uno dei principi del diritto penale moderno è che così non si deve fare, cioè se io faccio il processo per corruzione contro Alfredo Vigiano, devo giudicare Alfredo Vigiano e poi semmai aprire un altro processo. Invece nella società pre-rivoluzionaria, chiamiamola così, premoderna, si aprivano come le matriosche, no? Una scatola dietro l'altra. Allora, c'è la vicenda di due nunzi, dicono loro, uno ordinario e uno straordinario. Alcune grandi famiglie di Cefalonia appoggiano l'uno, falsificano dei dati e gli altri ne eleggono un altro e ne viene fuori una vicenda che non vi dico. Quindi ci sono. Un altro veneziano che andò a fare il provveditore a Corfù, che si chiamava Giacomo Nani, scrive una metafora molto divertente. Voi sapete che le isole Ionie erano note per la produzione dell'olio, anzi loro ritengono, hanno scritto nell'Ottocento, che la loro arretratezza è stata determinata da questa monocultura che è stata imposta dall'imperialismo veneziano. Gli hanno impedito di imparare la pesca e altre cose, è molto discutibile, ma insomma vi dico. Allora c'erano tutta questa produzione di olio, le navi che da Corfù, armate da greci, armate da ebrei, portavano quest'olio a Venezia, era un commercio molto interessante. Allora Giacomo Nani dice, io qua, che sono il provveditore generale, quindi sarebbe anche una carica militare, ormai non c'erano più le milizie, ma così non c'erano più le guerre, negli anni 70 del Settecento, ma io non riesco più a far niente, perché ogni volta che arriva una decisione mi arriva una lettera di quella magistratura, i 5 savi della mercanzia, dei provveditori ai soprafeudi, perché ci sono i feudatari, dei provveditori alle cose finanziarie, perché Venezia è piena di avvocati di Zante, Corfù e Cefalonia che vanno ai tribunali e che mi inondano di mandati, io ho le mani bloccate, quindi appena torno fatemi tornare presto a Venezia perché non ne posso più. Scrive questa lettera. Allora, cosa significa questo? Significa che quella carica lì, per me, così provo a rispondere così, ecco, quella carica lì, negli ultimi 100-120 anni della Repubblica, si è trasformata esattamente in questo, sostanzialmente. Cioè, sono degli avvocati, in senso lato, che tutelano gli interessi di chi? Anche qui sarebbe interessante, della città, di una parte della città, di alcune famiglie della città, vediamo. E allora, quelli di Cefalonia e di Zante probabilmente, anzi sicuramente, non hanno queste case e non rispondono a un consiglio. Adesso sapete, andate a Padova, Vicenza, Palladio, il Palazzo della Ragione, lì era la sede di questi consigli civici, dove stavano dentro queste famiglie che magari avevano centinaia di anni di nobiltà e non si poteva mica far finta che non ci fossero. Il mondo levantino e soprattutto greco non è così, ci sono i consigli, ma li tengono chiusi per 30 anni, o quando li aprono non fa niente. Ci sono queste grandi famiglie che abitano le città che conosciamo, ma che hanno proprietà feudali e quindi il gioco è differente. Nominano i loro avvocati che stanno a Venezia, intrattengono, poi c'è il servizio postale, non è che arriva, mandiamo un mandato lungo l'Adige, le Piave e arriva in un giorno o due nella città. Qui talvolta bisogna aspettare mesi invernali, anche un mese, anche qualche mese, allora cambia tutto. Però ci sono, ma bisogna studiare come funzionano. È all'interno di un fenomeno veneziano e anche europeo, credo io, che è per così dire di imborghesimento di questi uffici. Gli studiosi francesi, inglesi, tedeschi, adesso non facciamo la lezione ufficiale importante, ma insomma notano questo, che le cariche pubbliche di funzionario, di civil servant, diciamo così come dicono gli inglesi, no? All'interno dello Stato sono gestite sempre meno dalle vecchie famiglie di tradizione aristocratica, è così a Marsiglia, è così a Parigi, è così a Vicenza, eccetera, eccetera, ma invece da questo nuovo ceto di questi uomini, diciamo,
minori fortune, di oscuri, non li chiamiamo più i marescialli, i sergenti, così, ma uomini che hanno un'altra Bildung, un'altra formazione, altre fortune. E diventano degli interlocutori importanti, dei piccoli meccanismi del potere della società che di fatto occupano uno spazio sempre maggiore. E ci sono anche questi greci. Sì. E ci sono anche questi dalmati, naturalmente. Sì. Per andare a riassumere, è una presenza non meno presente, ma più pulviscolare, quindi anche da un punto di vista documentario più difficilmente percettibile. Sì. Non ci sono queste lettere così interessanti. Però non è che non ci sia. Però siccome vogliamo andare a Cefalonia a fare delle ricerche, e c'è un archivio, se vado a Cefalonia quest'estate, poi il prossimo anno vi racconto. C'era un'ultima domanda Scusate. Buonasera, scusate, io volevo fare una domanda come questo ragazzo e volevo capire più o meno il rapporto tra queste figure, quasi se esistono dei paralleli nello Stato d'Amar e le scuole che risiedono a Venezia, la scuola degli albanesi, la scuola dei dalmati, e anche volevo sapere se c'era un rapporto col provveditore da terre d'Amar, magari di Morea o di altre realtà. E poi anche se esistevano delle comunità di greci, di dalmati a Padova, e in questo rapporto complesso con la Repubblica Serenissima queste comunità parlavano tramite il rettore per farsi dire qualcosa dal Doge in questo modo, in questa Repubblica multiculturale. Grazie, complimenti comunque, bravissimi. Prego. Ma qui esce un po' da quello che era la mia sfera di intervento, perché il mio era un intervento appunto dedicato a queste figure di ambasciatori e di nunzi molto più che ufficiali, istituzionalizzati, dai, usiamo questo termine, da parte delle comunità di terraferma. Non posso far altro che confermarle quello che abbiamo già detto, sia di queste presenze molto pulviscolari, tutte da studiare. È chiaro che le istituzioni da lei citate sono i grandi vettori, i grandi veicoli di una comunicazione fra realtà locali e appunto Venezia, ma non solo, anche fra le diverse comunità locali sottomesse a Venezia. Certo che è tutta una vicenda in quest'ottica, quindi nell'ottica di una comunicazione politica, di una diplomazia interna, è tutta una ricerca da costruire questa. Posso dire solo una cosa per la mia esperienza di cose marittime, e lei fa una serie di domande veramente interessanti e meritevoli di una lezione a sé, per così dire, magari cogliamo questo suggerimento anche. Allora, lei capisce, ha capito benissimo che è vero, si parla della Repubblica, ci sono due sistemi differenti. Prima io ho fatto una domanda retorica, per così dire, perché so la risposta. In realtà, nel dominio marittimo vanno come governatori delle città, dei territori, dei piccoli centri, dei centri maggiori, quello che lei dice, i provveditori, Dalmazia, Levante, Morea, quando c'è, vanno personaggi che appartengono a famiglie che hanno, non dico niente di più ulteriormente articolato, perché ci sarebbe, che sono dedicate al governo delle province marittime. Cioè c'è una specie di, lo dice già un autore del Seicento che scrive un saggio anonimo, diciamo così, critico nei confronti di Venezia, dice c'è una spaccatura, ci sono queste famiglie che sono dedicate al governo, inviate sempre in Dalmazia, nelle isole Ionie, a Creta, fin quando c'è, eccetera, eccetera. Sembra veramente che i rapporti, come dire, siano molto più, a noi sembra, perdoni il termine, quasi moderni, no? E cioè molto più molecolari, molto più pulviscolari, determinati da... Qui sono più istituzionalizzati, c'è il modello classico romano. C'è poco da fare, come quando Tacito scrive, no? Delle ambascerie, delle città siciliane o campane, ci sono già nel modello classico e Venezia pensa anche per questo di essere un'altra Roma. Invece qui c'è un fronte molto, questa è l'impressione, poi magari si studierà meglio, verranno fuori documentazioni, verremo clamorosamente smentiti, ma c'è invece un rapporto estremamente fluido,
che si interrompe, si ricrea, si ritesse, ma le comunità, questo sì posso dirle, che stanno a Venezia rappresentano un terminale delle istanze delle comunità levantine o mediterranee, cioè è chiaro che intorno alla scuola di San Giorgio dei Greci 6.000 persone nel Settecento erano i greci lì, cioè era una città dentro la città. Ecco, naturalmente ricevono le istanze che arrivano direttamente dalle case di quei grandi feudati, ecco, e lo stesso dalla Dalmazia, e lo stesso gli ebrei. E lo stesso gli ebrei di Corfù, che hanno dei privilegi e uno statuto particolare, riescono a raggiungere per i loro canali la città. Quindi è un tema molto interessante e la ringrazio. Ecco, quello che voglio dire in conclusione era questo, anche partendo dalla sua domanda, che io sono disponibile, come tutti gli oratori, per scherzo la settimana scorsa dicevo che se fossimo in un'università inglese non ci avrebbero permesso questo corso, ma lo dico ironicamente, ma anche con la preoccupazione e la cura che dovremmo dedicare, perché è vero, ci sono le mode, ma ci sono anche delle ragioni. Come vedete, il panorama presentato qui è rigidamente maschile. Ecco, noi dovremmo anche arricchirlo di qualche altra presenza e quindi dovremmo scegliere presenze femminili, naturalmente, voglio dire, e quindi dovremmo anche orientare i nostri corsi in questo modo, ma non per seguire delle mode che talvolta sono solo questo, sono delle mode, dei gerghi, ma anche perché c'è, io credo, una ragione giusta, ecco, di rappresentanza e di pluralità di un insieme di interessi. Detto questo, noi siamo anche disponibili, tutti noi, a rispondere individualmente o via Ateneo a dei vostri quesiti. E io nel corso delle ultime lezioni, io e Giorgio, siamo anche, come dire, attenti a delle vostre sollecitazioni, delle vostre curiosità, poi il sistema è sempre un po' quello del Consiglio dei 10, poi decidiamo noi, ma insomma, però credo che sia lo stesso molto interessante sentire dei vostri interessi, magari lanciamo un po' di indicazioni che noi. L'ultima domanda, se no poi ci sgridano, non creiamo incidenti anche oggi, venga qui. Mi sentite? Bene. No, una piccola precisazione, io per esempio mi occupo delle bocche di Cattaro, il professor Infelice insomma mi segue un po', e sulle comunità insomma di Dalmazia c'è un caso, per esempio nel 1540 Perasto, che è questa comunità nelle Bocche di Cattaro, ha un nunzio permanente in città finanziato 250 ducati l'anno addirittura dalla Camera Fiscale di Vicenza. Quindi c'è anche questo rapporto tra le città dello Stato da mare e le città dell'entroterra veneto, non sempre tramite Venezia, perché ovviamente fare un'ambasceria a Venezia ha un suo costo, invece magari a Padova, a Vicenza, a Verona, a Treviso costa di meno. E nel 1971 a un congresso erano stati analizzati quali sono stati poi gli appelli che hanno fatto i cattarini, per esempio, alle altre camere, agli altri istituti collegiali, come a Treviso addirittura. Niente, volevo soltanto contribuire con questa piccola informazione. Le cause civili di Cattaro andavano al collegio dei giuristi di Verona. Allora, come mai Cattaro avesse questi rapporti così? Beh, ci sono delle belle ricerche in corso e... Grazie.